Benvenuti, cari spettatori. Oggi vi porteremo alla scoperta di un personaggio affascinante e misterioso, San Dionigi. Nato nella splendida città di Atene, San Dionigi di Areopago fu un uomo di nobili origini e di grande saggezza. Fin da giovane si distinse per la sua brillantezza intellettuale, dedicandosi agli studi sotto i più rinomati insegnanti di Atene. Tuttavia, il suo amore per l'astronomia lo portò in Egitto, dove si immerse nell'apprendimento delle stelle da maestri rinomati. Fu durante un evento straordinario che Dionigi dimostrò la sua profonda comprensione del cosmo. Mentre si trovava nella città di Eliopoli, assistette all'oscurarsi del sole e alla copertura della terra dalle tenebre nel momento della morte di nostro Signore sulla croce. Consapevole che ciò non poteva essere un fenomeno naturale, si chiese se il Creatore stesso stesse soffrendo o se il mondo stesse affrontando una catastrofe imminente. Tornato nella sua amata Atene, la sua fama di sapiente e la sua nobiltà gli valsero l'elezione a giudice e la sua inclusione tra i saggi dell'Areopago, guadagnandosi così l'appellativo di Areopagita. Fu durante questo periodo che Dionigi ebbe l'incontro fatale con l'apostolo Paolo, che predicava audacemente sulla piazza pubblica. Invitato dagli stessi giudici a presentare la sua dottrina all'Areopago, Paolo affascinò l'uditorio con la sua eloquenza e i suoi argomenti filosofici, sperando di convincere i pagani della vanità delle loro credenze e di guidarli verso l'adorazione dell'unico vero Dio, creatore del cielo e della terra. Ma la maggior parte dei sapienti superbi derise l'apostolo e sciolse l'adunanza, tranne uno, Dionigi. Colpito dalla grazia divina, Dionigi si avvicinò a Paolo e desiderò approfondire la nuova verità che l'apostolo aveva portato. Dopo un intenso periodo di istruzione e conversione, Dionigi si fece battezzare e divenne uno dei più ferventi discepoli di Paolo. 3 anni dopo, Paolo lo consacrò vescovo di Atene. Impegnato nella sua missione, Dionigi si dedicò appieno alla diffusione del cristianesimo nella sua città natale. Attraverso la preghiera, i sacrifici, la predicazione e la persuasione individuale, riuscì a stabilire una comunità di credenti fiorente. Dopo aver governato la Chiesa di Atene per molti anni e aver portato molte anime a Cristo, Dionigi lasciò la cura delle sue amate pecore a un discepolo e si recò a Roma per incontrare il Papa Clemente. Il Papa, colpito dal fervore di Dionigi, lo mandò ad evangelizzare le province della Gallia. Dionigi giunse a Parigi, dove con coraggio e determinazione convertì un gran numero di idolatri, abbattendo templi e statue pagane. Questo atto di devozione provocò l'ira dei sacerdoti delle false divinità, che si rivolsero al prefetto della città, Falcenzo Sifinio. Dopo aver subito torture indicibili, Dionigi fu condannato a morte per decapitazione. Così fu portato fuori dalle mura della città, circondato da una folla di fedeli in lacrime per ricevere la tanto desiderata palma del martirio. La sua eredità rimane viva attraverso i suoi numerosi scritti che testimoniano il suo amore e la sua benevolenza verso i suoi figli spirituali.
O Dio, oggi celebriamo la memoria del tuo martire e vescovo Dionigi, che hai sostenuto con la virtù della costanza. Concedici, per la tua grazia, di abbracciare il suo esempio e amarti sopra ogni cosa, disprezzando le vanità del mondo e non temendo le avversità che possiamo incontrare lungo il cammino. Nel fervore della nostra preghiera, donaci il coraggio di perseverare nelle nostre fatiche, anche quando le tentazioni e le difficoltà si affollano intorno a noi. Possiamo imparare dalla sua testimonianza a non lasciarci scoraggiare, ma a confidare nella tua guida e nella tua forza che ci sostengono in ogni momento. O Dio, concedici la grazia di abbandonare le nostre sicurezze mondane e di cercare la nostra gioia nella tua volontà. Guidaci verso una vita di umiltà e devozione, in modo che possiamo essere testimoni viventi del tuo amore per l'umanità. Padre misericordioso, ascolta la nostra preghiera e ispiraci a seguire l'esempio di San Dionigi di Areopago, così che, con la tua grazia, possiamo vivere una vita piena di fede, speranza e amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Grazie per aver guardato il nostro video su San Dionigi. Speriamo che tu abbia trovato questa esperienza informativa e coinvolgente. San Dionigi è stato un santo straordinario che ha lasciato un'impronta significativa nella storia e nella spiritualità. Attraverso questo video abbiamo cercato di condividere con te la vita e le opere di San Dionigi, aprendo una finestra sulla sua saggezza e il suo impatto duraturo. La sua devozione e il suo insegnamento ci ispirano ancora oggi a cercare la verità e a perseguire la conoscenza. Ci auguriamo che questa esplorazione di San Dionigi ti abbia fornito una nuova prospettiva su di lui e sulla sua importanza nella tradizione cristiana. Che tu sia un devoto o semplicemente interessato alla storia religiosa, speriamo che tu abbia trovato valore in questo video. Se hai apprezzato il contenuto, ti invitiamo a condividere il video con gli amici e a continuare a esplorare la ricchezza della spiritualità e della storia. Grazie ancora per averci accompagnato in questo viaggio verso la vita di San Dionigi. Ci auguriamo di vederti presto per nuove avventure e nuovi contenuti. Continua a seguire il nostro canale per ulteriori video interessanti e approfondimenti. Grazie e a presto! Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.